Amici di Diretta Sport, siamo a Usini, benvenuti al Peppino Sauda. Qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Torres San Miniato. È la 10ª giornata del girone C del campionato di Serie C di calcio femminile, con le squadre che si avviano verso il cerchio del centrocampo agli ordini del signor Daniele Aron di Roma 1, che dirigerà la gara coadiuvato dai signori Marco Fara di Orizzano e Luca Nuvoli di Alghero. Noi andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte iniziali dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dal San Miniato di mister Claudio Pacciani, che schiera le sue ragazze con il 4-3-3 davanti all'estremo difensore, con il numero 1 Valeria Mazzola, girando da destra a sinistra il 67 Clara Meattini, il 5 Eleonora Binazzi, il 4 Elena Tamburini e il 3 Deborah Velvi. In mediana davanti alla difesa Costanza Gangi col 17, gli interni di centrocampo saranno il numero 8 Francesca Solazzo e il 18 Margherita Cirdi, gli esterni alti col 19 Giada Nisci e Rossella Tata col 20, l'unico riferimento offensivo, il centravanti, il numero 11 Costanza Mascilli, a disposizione del tecnico della formazione toscana, il numero 22 Carlotta Nardi, il 44 Carlotta Bernardini, il 9 Alice Carniani, il 21 Giulietta Toppi, il 10 Camilla Pastorelli e l'87 Ilaria Gurgugli. Con la canonica numerazione invece dall'1 all'11 da Torres di mister Mario De Sole. Il numero 1 è Claudia Savizkait, il 2 Laura Sondor, il 3 Valentina Congia, il 4 Martina Borgi, il 5 Elisabetta Tolla, il 6 Elisa Farris, il 7 Silvia Ferrer Garcia, con l'8 c'è Flavia Lombardo, col 9 Jelena Marinic, il numero 10 è Veronica Soggiu, l'11 Arianna Dasara, a disposizione del tecnico della formazione sarda, il 12 Alessia Sanna, il 13 Antonia Peddio, il 14 Silvia Iannetti, il 15 Flavia Fancellu, il 16 Lighita Tumane, il 17 Gloria Sogia, col 18 c'è Maria Grazia Radu, col 19 Natalie Shain, a chiudere il roster delle sassaresi il numero 23 Aurora Rizzon. Torres che arriva alla prima gara del 2020 in vetta al girone C del campionato di Serie C di calcio femminile con 25 punti, 23 sono quelli del Pontedera, quota 19 c'è il Riccione, il Res Women a 16, Jesina 14, Pistoiese 13 ad aprire la parte destra della graduatoria, Spezia e San Miniato con 10 punti, poi il terzetto Arezzo, Bologna e Grifone Gialloverde a quota 7 a anticipare Fanalino di Coda Imolese, che chiude la graduatoria a quota 1. Torres che ha chiuso il 2019 con la vittoria nel recupero di Riccione, vittoria pesantissima, quella delle ragazze di mister De Sole, che si sono imposte nel recupero della quinta giornata grazie alle reti di Silvia Ferrer Garcia, il primo pesantissimo gol stagionale di Elisa Farris. Squadre che sono leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia canonico 4-3-1-2 per mister De Sole, con Ferrer Garcia che dovrebbe agire alle spalle del duo d'attacco composto da Marinic e da Sara, consueta linea 4 davanti a Savizkait composta da Sondor e Congia, Tola e Farris. In mezzo al campo il terzetto composto da Soggiu, che ora tocca il primo pallone della sua partita, affiancato dagli interni Lombardo e Borgio. Prima manovra offensiva della Torres con la verticalizzazione di Congia, Marinic che addomestica il pallone con l'interno del sinistro, si appoggia a Ferrer Garcia, poi si va da Lombardo, libera la linea di passaggio Soggiu, si va all'indietro da Tola, Sondore, il controllo orientato, prende il centro del campo il numero 2, poi lo scarico per Soggiu, la scucchiaiata per il movimento in profondità di Farris, che non riesce a tenere il pallone in campo. Prima verticalizzazione del regista con il numero 10, ancora secco di reti in campionato, l'unico gol della sua stagione è arrivato in Coppa Italia nella partita contro il Caprera, rimessa laterale per il San Miniato, che tocca così il primo pallone della sua partita, salvo poi regalarlo di nuovo alla formazione sarda. Un paio di giri sul perno di Soggiu che va all'indietro da Congia. Si alza il pressing di Mascilli a disturbare la prima costruzione della Torres, allora prova a distendersi il San Miniato con Nisci, prende posizione il centravanti Mascilli, lo fa in maniera irregolare commettendo fallo, motivo per cui il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore della Torres, il tutto quando sono andati via poco più di 90 secondi nel corso del primo tempo. 0-0 tra Torres e San Miniato. Lombardo all'indietro da Tola, San Miniato che aspetta tutto
nella propria metà campo, fatta eccezione per Mascilli, verticalizzazione per Sondore, arriva il movimento in avanti del numero 2 della Torres, sulla seconda palla arriva prima Borge, poi Mascilli a lavorare spalle alla porta, lo scarico per la compagna non è granché, Tata si impegna ma non riesce a tenere il pallone in gioco rispetto a quanto detto in apertura di telecronaca, almeno in queste fasi embrionali della gara. C'è Tata a sinistra e Nishi a destra. Rimessa affidata a Sondore, si cerca Marenic che prova a proteggere il pallone con cui si intendeva servire, la rimessa laterale per la Torres sulla tre quarti offensiva. Sondore da Marenic a proteggersi dal raddoppio di marcatura portato dal San Miniato, alla fine riesce in qualche maniera ad arginare il numero 9 della Torres e capocannoniere della squadra sarda. Tola recupera palla alta, Ferrer Garcia controlla e scarica all'indietro per Congia, apertura sulla sinistra per Farris, si allunga il numero 6 della Torres, non riesce a tenere in campo questo pallone, la rimessa laterale per il San Miniato affidata a Meattini. Si cerca Mascilli in verticale, il rimpallo sorride alla formazione toscana che guadagna un'altra rimessa con le mani, formazione nero-verde quest'oggi schierata con la maglia bianca con inserti che riprendono i colori sociali, pantaloncini e calzettoni verdi col canonico completo rosso-blu. La squadra di casa, un San Miniato che si affaccia nella propria metà campo offensiva. Gangi, pallone in area di rigore, chiama palla, esce e blocca Savizkaite che tocca così il primo pallone della sua partita. Torres che nel corso di questi primi 45 minuti attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione, fa naturalmente il contrario il San Miniato. Marenic qua anticipata da Binazzi, arriva il fallo poi di Marenic, abbiamo detto sono 13 i suoi gol fin qui, la media di circa un gol a partita per la giocatrice serba, 10 in campionato, 3 in Coppa Italia. Punizione per il San Miniato, ora la Torres ad attendere tutta nella propria metà campo, palla un po' buttata via alla squadra di mister Pacciani. Nishi serve Solazzo, prova a prendere la fascia centrale, finisce a terra ma non c'è fallo, e allora recupera la palla la Torres, si abbassa per ricevere questo pallone da Zara, l'appoggio all'indietro per Soju, poi Tola può portare palla, il difensore centrale della Torres viene incontro, Borges si butta dentro Sondore, Torres che prova a costruire sulla catena di destra, giocatrice maltese sfortunata nel rimpallo, fallo laterale per la formazione ospite. Ancora Borges, il raddoppio di marcatura, Borges va via, viene vistosamente trattenuta per un polso, l'arbitro non se ne avvede, l'area San Miniato che prova a ripartire con questa palla buttata in avanti da Velvi che riesce in qualche maniera a pescare Mascilli, incrocio tra difensore centrale e centravanti del San Miniato, il direttore di gara opta per il non fischio. Poi nel disimpegno, palla che termina oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco del Peppino Sau di Usini, rimessa laterale per il San Miniato già battuta da Velvi. Si muove Mascilli, molto attiva in questa fase iniziale di gara. Mascilli buona qua la sterzata a saltare Lombardo, poi per fortuna della Torres e sua sfortuna si allunga troppo il pallone, spazza via la squadra di casa, pallone che termina ancora una volta fuori, sesto minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e San Miniato, pubblico del Peppino Sau che osserva in silenzio le gesta delle sassaresi che ora si difendono in tutta la loro totalità nella propria tre quarti. Rimessa per il San Miniato, squadra che fin qui non ha mai vinto in trasferta, un pareggio e 3 sconfitte nelle gare disputate lontane dal campo di casa. Quel colpo di testa di Gangi, palla che termina oltre la linea di fondo, rimessa per la Torres con Savizkaite che va a fare anche da raccattapalle. Attendono di ricevere il pallone ai vertici dell'area piccola, a destra Tola che riceve, a sinistra Congia che l'accompagna. Postazione dal basso, Sondore da Tola si abbassa e riceve Lombardo, controllo con interno sinistro, perde palla sull'attacco di Tata.
Fa girare palla il San Miniato con Cirri, arriva il movimento di Meattini, San Miniato che sviluppa sul lato destro, qua Farris a ringhiare su Nishi, recupera palla la Torres con Soju che consolida il possesso cedendo a Farris che va a sua volta all'indietro da Konja. Savizkait, si apre Tola, eccola a ricevere, si fa vedere Lombardo con uno dei due interni che viene a dar manforte a Soju nella fase di costruzione della manovra offensiva. Mister Desole osserva in piedi l'operato iniziale delle sue ragazze. Sondore da Tola, con pazienza avanza il numero 5, poi va in verticale da Marinic, a chiusura in fallo laterale di Velvi. Con le mani Sondore, Soju con discreta libertà arriva a pressare Mascilli. Soju evita il pressing del centravanti. Odierno fin qui autore di una sola rete in campionato. Marinic lavora bene con il corpo aggirando la guardia di Tamburini, poi Marinic il tackle di Velvi ad arginarla solo parzialmente, poi la sterzata di Marinic, recupera Tamburini e poi prova ad andare in verticale, alta la pressione di Borgia e lei a toccare per ultima, rimessa con le mani per il San Miniato. Soju, Borgia prova a dialogare lo stretto, poi Marinic va a prendere la fascia centrale, viene chiusa da Tamburini, poi Borgia il traversone sul primo palo, area sguarnita da Zara troppo accentrata, nessuno attacca al primo palo. Mazzola ha vita facile, esce a branca e fa ripartire la manovra della squadra toscana, rilanciando con il destro. Nel duello tra numeri 8 tocca Solazzo, poi Ferrer Garcia a recuperare per la Torres, poi Soju all'indietro da Tola, si apre Sondore, viene incontro Borgia, porta palla a Tola, varca la linea mediana, viene incontro anche Marinic, il controllo mancino del numero 9, poi il tentativo di imbucata per Dasara, buona l'idea, un po' meno la misura, si accartoccia Mazzola e blocca ai confini della propria area di rigore. Con pazienza il portiere 33enne del San Miniato a rilanciare il colpo di testa di Soju, palla a metà tra Marinic e Dasara. San Miniato con un po' di apprensione, Marinic a recuperare questo pallone, sterzare con il destro, poi l'appoggio per Ferrer Garcia non è granché, prova a far salire le sue Mascilli che aggira Tola e poi viene chiusa nella gabbia difensiva della Torres. Ferrer Garcia scarica all'indietro per Sondore, Torres che prova a prendere un po' di ritmo, ancora non ci sono palle gol da annotare nel nostro taccuino. Savizkait da Konja. Soju, si fa vedere Borges, Ferrer Garcia, Soju, Tola, sale Sondore, porta palla a Tola, viene incontro Marinic, finta di corpo a eludere la pressione di Cirri, poi Ferrer Garcia, bella palla per Sondore, posizione regolare per il numero 2, il cross di Sondore che diventa di fatto un tiro e un po' casualmente arriva la prima palla gol della partita per la Torres, con Sondore che probabilmente intendeva crossare, palla colpita un po' troppo con l'esterno, che stava per sorprendere Mazzola, con buona manovra della Torres, con Marinic che in queste fasi iniziali è venuta molto incontro per favorire l'inserimento delle compagne. Proprio in una situazione del genere è nata la prima occasione della partita. Il rilancio di Mazzola, il colpo di testa di Marinic, poi con l'interno del destro libera Velvi, prova a mettere ordine Gangi, finisce però per regalare il pallone a Lombardo e allora Soju, si cerca Dasara, Lombardo, Marinic prova a chiudere il triangolo coinvolgendo nel gioco da 3 Soju, recupera il San Miniato con Binazzi, Dasara attende l'arrivo di Farris, Soju,
Farris all'indietro per Congia, una palla un po' complicata, arriva la pressione di Mascilli che recupera palla, poi Congia a rimediare al suo errore, ritrovandosi però costretta a concedere il calcio d'angolo alla squadra ospite. Attenzione alla velocità di Costanza Mascilli, già in un paio di circostanze ha creato qualche piccolo patema alla linea difensiva della Torres. Dunque al 13esimo si affaccia in avanti il San Miniato, trenino al limite dell'area, arriva il traversone sul secondo palo, colpisce al volo con troppa libertà Binazzi, se la cava la Torres in questa circostanza, ma distratta in questo frangente la squadra di De Sole, che concede dunque la prima occasione anche al San Miniato al 12esimo con la volée tentata da Binazzi, palla terminata ben distante dai pali della porta difesa da Savitskait. Sondore, Tola, si abbassa su giù, marcata di fatto vicino da Mascilli, allora da difensore centrale a difensore centrale, avanza Congia, viene incontro da Zara, cerca l'imbucata per Farris, sulla seconda palla arriva prima Lombardo, Sogiu, Tola in verticale, qua brutta palla per Marinic che scappava in profondità, Tola a rimediare alla sua imprecisione, quella scucchiaiata di Ferrer Garcia per Marinic che non può tenere vivo questo possesso offensivo. Finora ben messo in campo il San Miniato a chiudere tutte le linee di passaggio facili. 10 punti in classifica per il San Miniato, figli di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, decisamente migliore il rendimento interno della squadra di Pacciani. Recupera Borges, poi Solazzo libera in qualche maniera la squadra ospite, è stata sbilanciata da Sondore, si gioca Sogiu, pressing di Mascilli, Congia, si fa vedere Farris, ecco la cercata, Farris che fa rimbalzare questo pallone, così facendo lo stesso diventa irraggiungibile per la classe 2001 che, come già ricordato in apertura di telecronaca, ha trovato a Riccione il primo gol della sua stagione, diventando così l'11ª giocatrice diversa ad andare a segno in questa prima metà di stagione mal contata per la Torres versione 2019-2020. Tola in profondità da Marinic, esce e blocca Mazzola, stavolta ha fintato di venire incontro il centravanti classe 1991. Palla che è risultata un po' troppo lunga, Mazzola ha letto ancora una volta bene e ancora una volta con pazienza, dopo un paio di palleggi va a rilanciare con il collo del destro Ferrer Garcia, pallone per Marinic, ad ampie falcate il numero 9, ottimo ancora l'intervento di Tamburini che poi viene dribblata da Marinic, il cross in area di rigore, colpisce male da Zara, se la cava Tamburini, poi Sogiu al limite si coordina con il destro, palla che arriva troppo lenta dalle parti di Mazzola, blocca questo pallone, ancora una volta guadagna secondi preziosi, l'atteggiamento dell'estremo difensore del San Miniato che fa capire che un punto in terra sarda non sarebbe cosa poco gradita. Il rilancio di Mazzola, il colpo di testa di Sogiu, il tocco di Gangi, poi Lombardo, rombo di centrocampo molto corto, allora Ferrer Garcia ad appoggiarsi indietro da Tola per ristabilire le distanze, Congia da Sogiu, ancora per il suo capitano, la palla in profondità per Farris, non riesce la spizzata al terzino sinistro della Torres, tanto c'è qualcosa che non sta piacendo a mister De Sole, che si fa sentire in panchina, tutto quando siamo entrati nel 17° minuto del primo tempo a Usini. 0-0 tra Torres e San Miniato, di testa prolunga Cirri, poi Sogiu col sombrero prendersi gli applausi
del pubblico di casa, poi l'imbucata non è degna della giocata precedente, si scusa Soju. Ancora una volta Mazzola a controllare questo pallone, gran giocata sullo stretto di Soju, che poi ha provato l'imbucata per una compagna. Torres che ha perso il possesso, salvo per riconquistarlo dopo il rilancio di Mazzola. Borge con un po' troppa fretta a pescare Marinic, e qua Mazzola con la suola. Con la nuca Soju, non può arrivare Borge. La rimessa affidata a Velvi. Velvi disturbata da Marinic, deve affrettare la giocata. Con le mani Sondore si fa vedere Soju non servita. In verticale si va da Marinic, poi Borge. Ecco Soju. Destro-sinistro, solita giocata sullo stretto del numero 10. Borge a cercare da Zara. Sfrutta solo per un attimo l'indecisione di un avversario, recupera il San Miniato che cerca in profondità la solita Mascili, che qui è brava ad aggirare Tola, ci mette una pezza a Congia che però perde il rimpallo. Cirri in profondità da Mascili, Tola nel duello in velocità stavolta alla meglio con il centravanti 24enne del San Miniato, la cui rapidità ha già sconsigliato eccessi di confidenza alla fase difensiva della Torres. Incognita è rappresentata dalla resistenza del numero 11, è già scattato almeno 4 o 5 volte. Velvi, Tata, l'ultimo tocco è di una giocatrice della Torres. Rimessa in zona d'attacco per il San Miniato, 20° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra sarde e toscane. Tata prende la linea di fondo, chiude Sondore, perfeziona il disimpegno Borge che poi serve Marinic, ha tanto campo per andare. La rincorre Tamburini che la argina ancora una volta molto bene. Tamburini che sta facendo un figurone in questa fase iniziale del campionato, della partita, al cospetto di uno degli attaccanti più forti del campionato. Fallo di Marinic, altro buon lavoro in fase di copertura per Tamburini, stesso numero 4 a battere il calcio di punizione, cercando e trovando spalle alla porta Tata. Poi Cirri, il pallone in profondità, conta i rimbalzi Savitskait, un passo indietro, una palla catturata dall'estremo difensore lituano, che poi serve Tola al vertice dell'area di rigore. Borge, spalle alla porta, sull'attacco di Mascilli, scarica in sicurezza da Tola per Congia. Porta palla il numero 3, altro disturbo di Mascilli. Congia che si lamenta per la scarsa disponibilità delle compagne a offrire la linea di passaggio. Torres che non paga dazio e prova a ripartire ancora una volta da Tola. Ferrer Garcia, Tola, Marinic, Ferrer Garcia di prima in profondità ad arrivare Sondore. Forse avrebbe dovuto stringere leggermente il proprio raggio d'azione, andò a occupare lo spazio liberato da Marinic. Si era ancora una volta fatta incontro per ricevere il pallone. Soju disturbata fallosamente da Cirri. Si lamenta Soju. Arrivato il fischio arbitrale a lei gradito. San Miniato che attende un paio di metri davanti alla linea dell'area di rigore. Ferrer Garcia lo spioventa all'interno dell'area ospite, colpo di testa in fase difensiva da parte del San Miniato, ancora una volta vita facile
Valeria Mazzola. Pacciani ha scelto il portiere più esperto a disposizione del tecnico toscano, il numero 22 Nardi, il 44 Bernardini, il 9 Carniani, il 21 Topi, il 10 Pastorelli e l'87 Gurgugli. Panchina più numerosa per De Sole, che ha a sua disposizione Sanna Peddio, Iannetti, Fancellu, Tumane, Soggia, Ladu, Shahin e Rizzon. Punizione per il San Miniato affidata a Eleonora Binazzi. Campanile alzato nell'area della Torres, la spizzata di Solazzo. Ancora una volta colpito con discreta libertà una giocatrice della squadra quest'oggi in maglia prevalentemente bianca. Saviskaite da Congia a controllare, a osservare il piazzamento delle compagne. Ancora una volta il pressing di Mascilli a rendere complicato il disimpegno della Torres. Centrocampiste rossoblu finora poco coinvolte. Cirri al limite, pensa al tiro, lo scocca, spinge Soju, poi Marinic, provare a mettere ordine. Ferrer Garcia con la solita libertà di movimento, Soju a pettinare con la suola, si butta dentro Borges, Soju le dà un'occhiata, poi sceglie di andare vicino sul fronte sinistro da Ferrer Garcia. Palla in profondità per Borges che parte in posizione regolare, anzi no, si alza con un pizzico di ritardo la bandierina del secondo assistente Luca Nuvoli di Alghero, che lo ricordiamo è parte della terna composta dall'altra bandierina, quella di Marco Fara, e dal fischietto di Daniele Aronne. Fin qui sta dirigendo una partita per lui non complicata. Arrivata al 24esimo minuto, 0-0 al Peppino Saudi Usini, il rilancio di Mazzola, il colpo di testa di Borges, poi Soju nel cerchio del centrocampo, Ferrer Garcia con l'esterno del destro per Soju. Farris, Ferrer Garcia, Soju, palla un po' pigra, la sistema Ferrer Garcia. Tola si apre e riceve Sondore, sulla verticale si fa vedere Borges, Sondore raddoppiata, bella palla per Borges che ha un po' di spazio sull'auto di destra, da un'occhiata in mezzo, il cross di Borges, quasi un tiro, la che sbuca sul secondo palo, altro cross, diventa un tiro. E finora sono arrivate quasi per caso le poche chance costruite dalle rossoblù. Il rilancio di Mazzola, Soju a disturbare un'avversaria, Velvi regala palla a Sondore, vicino da Soju, si fa vedere Tola, Soju salta Mascilli, si appoggia su Borges, ancora in orizzontale da Farris, palla pericolosa, bella giocata di Lisa Farris, poi Ferrer Garcia a vanificarla, ancora Torres con Borges, Soju, Lombardo col sombrero, appoggio con l'interno del destro da Ferrer Garcia, decentrata sulla sinistra l'ex giocatrice dell'Espanyol, poi da Zara, palla di ritorno per Ferrer Garcia che deve faticare un po' nel sistemarla. Un'occhiata ancora una volta al piazzamento delle compagne, poi sceglie Soju, Torres sarà tutta nella metà campo offensiva, Tola da Sondore, chiude il triangolo con il difensore centrale, poi Marinic con il controllo orientato e 20 metri, Marinic chiama al movimento in verticale Tola, Mazzola con qualche problema, rimane a terra da Zara, nessun guaio rilevante per il numero 11. Buttata nella metà campo offensiva Tola, togliendo qualche punto di riferimento alla fase difensiva fin qui egregia del San Miniato. Il rilancio di Mazzola, il colpo di testa di Soju, da Zara anticipata, poi Borges nel duello con Cirri che poi prova a liberarsi dalla pressione avversaria, recupera la Torres con Lombardo, Soju le lascia il passo, poi Sondore, si è buttata dentro Borges che ora agisce di fatto in posizione di centravanti, Soju per Marinic,
Dasara in mezzo, si sta buttando dentro Borgi, più larga Ferrer Garcia, Marinic prova a fare tutto da sola, perde per un attimo il duello con Tamburini, poi recupera palla, mette a sedere la diretta avversaria, il cross sul secondo palo, libera ancora la retroguardia ospite, la giocatrice della Torres rimasta a terra, Tola a liberarsi di un'avversaria, intanto si rialza Borgi, Tola in proiezione offensiva, Marinic ai vertici nell'area di rigore, poi ancora Marinic, pallone dentro per Dasara, ancora una volta Mazzola, Torres che ha capito il giochetto di Mazzola, stavolta concede solo un secondo con la palla tra i piedi, costringendola a raccoglierla tra le mani e poi a scagliarla alta e lunga. Di testa Soju, poi Malegangi, Borge, Soju, Lombardo. Soju si libera di Mascilli, Farris, Lombardo si alza timidamente, il pressing del San Miniato, Torres che cambia fronte andando da Sondore, si libera di Tata, così ingolosendola, poi il numero 20 recupera comunque il pallone, Marinic saltata qui da Tamburini, recupera palla Borges, che non trova modo di servire Marinic, si lascia sfuggire il pallone. Partita bloccata, 29 minuti sul cronometro del primo tempo, il parziale è quello originale. Tamburini col mancino, Congia con lo stesso piede, poi si pesta i piedi con Farris, regala una chance a Mascilli che se la divora, poi in qualche maniera Savizkait controlla, ma che pasticcio tra Congia e Farris. San Miniato vicinissimo al gol dello 0-1. Andate a pestarsi i piedi, Congia e Farris hanno offerto fin qui la più ghiotta palla gol della partita a Mascilli, che non è stata fredda nel battere Savizkait. Poi Soju, ancora il pressing di Mascilli che continua a dare un tremendo fastidio alla costruzione rossoblu. Savizkait da Soju. Ora si alza il pressing del San Miniato, Lombardo a sinistra da Farris, Congia va dentro Lombardo, eccolo il pallone per la giocatrice siciliana, il colpo di testa di Binazzi, Lombardo a pulire il possesso, a commettere fallo, gli fa il fischio di Aronne a concedere il calcio di punizione al San Miniato, reduce dalla sconfitta contro il Grifone giallo-verde, squadra che è sì vero non ha ottenuto grandi risultati lontano dalle mura amiche, ma che ha dato fastidio alle grandi del girone, perdendo con Riccione e Pontedera con il punteggio di 1-0. Lombardo, Congia, Savizkait, Farris, Soju, Dasara, palla un po' a metà tra Borges e Tola, non si sbilancia nel pressing Tata e allora Tola può controllare, poi Borges si fa beffare da Cirri col piede debole, Congia riesce a trovare Marinic, altro duello individuale con Tamburini, Marinic finta la sterzata, una volta si stacca all'indietro, poi Borges, Tola in scivolata Tata, con le mani Sondore, ci è entrato nell'ultimo terzo della prima frazione al Pepino Sau di Usini, Dasara, Marinic a sradicare il pallone dai piedi di Gangi, ai 25 metri Marinic, l'imbucata per Lombardo, l'uscita di Mazzola, non ci ha creduto abbastanza qui Flavia Lombardo, arrivano comunque gli applausi del pubblico di Usini. Mazzola non lunghissimo, Ferrer Garcia, Binazzi da Meattini,
San Miniato prende campo. Mascilli va a liberarsi dalla prima avversaria, si trattava di Farris. Torres che recupera il possesso, si impegna per tenere il pallone in campo Nishi, giocatrice arrivata nella sessione del mercato invernale in prestito dalla Florenzia. Soju, omaggiata del pallone da Mascilli. Lombardo, Tola, Savitskite, controlla con la suola del destro e poi torna da Farris, si alza il pressing di Cirri, anzi di Nishi. Farris se ne fa un baffo, poi Marinic ad aggirare con una gran giocata a Binazzi. Arriva il primo cartellino giallo della partita, ammonita Eleonora Binazzi al 33esimo. Abbiamo già ricordato della prima eccellente mezz'ora abbondante del San Miniato. Sta tenendo la capolista sullo 0-0. Punizione affidata al mancino di Congia, fischia Aronne. Palla profonda a cercare Marinic, anticipata da Gangi. Colpo di testa di Farris, poi Lombardo non sa che fare del pallone, finisce per rischiare di perderlo. Poi Ferrer Garcia, all'indietro da Tola, si apre Sondore, controllo mancino la giocatrice lettone. L'ultimo tocco è di Rossella Tata, altra giocatrice in prestito dal Grifone giallo-verde. Formazione che condivide il penultimo posto della graduatoria insieme ad Arezzo e Bologna, 3 punti più avanti Spezia e Miniato. Quota 10 a completare la parte destra della classifica, il fanalino di coda Imolese a quota 1, Marinic a fare a sportellate con Binazzi che è già ammonita. Marinic arretra il proprio raggio d'azione, cambia gioco con il destro cercando Sondore, il colpo di testa di Velfi, poi Borges a cercare con una palla complicata da Sara che non può raggiungerla. Ancora una volta Mazzola a trascinarsi il pallone sulla linea di fondo, guadagnare secondi preziosi e a tenere basso il ritmo della partita. Giornata inaspettatamente primaverile a Usini, la temperatura che si attesta intorno ai 15 gradi, splende il sole sul comune dell'Interland sassarese. Di tacco senza guardare Lombardo, poi Farris, attenzione il pallone per Tata, arriva Sondore, Tata pensa al tiro, palla alta, ancora il tiro il San Miniato con il destro di Rossella Tata che ha fatto scendere bene il pallone, ha provato a impattare con il collo. Savitskite ha osservato la traiettoria del tiro, terminare alta senza creare grosse preoccupazioni. Lombardo Congia con pazienza la Torres, verticale da Marinic, si stacca Binazzi, chiude anticipando l'ex giocatrice dello Zefeke di Spartak. Con le mani Farris, si butta dentro Borges, Ferrer Garcia, lato corto dell'area di rigore, arriva il raddoppio di marcatura, Ferrer Garcia non sa che fare di questa sfera, finisce per trascinarsela al lato. Rimette Meattini di testa su giù, riesce a orientare verso il rettangolo verde, poi Ferrer Garcia alza troppo la gamba, il calcio di punizione è per la squadra nero-verde. Desole che continua a passeggiare ai limiti della propria area tecnica.
Calcio di punizione battuto con pazienza da Binazzi. Soju ad addomesticare col collo del destro. Scarico all'indietro per Tola. Si fa vedere Sondore, fa lo stesso Borges con la ricevere. Profondità da Dasara. Ancora una volta c'è troppa poca pazienza in casa Torres. Pallone regalato a Mazzola. Partita complicata fin qui per la squadra di De Sole. Il rilancio altissimo di Mazzola, il colpo di testa di Lombardo che finisce per diventare quasi un passaggio per Cirri, poi Congia ad anticipare l'avversario che rimane a terra. Gioca la Torres, Binazzi scaglia il pallone ben oltre il campo per destinazione. Si beccano De Sole e Pacciani. Aronne ci vuole vedere chiaro. Richiama i due litiganti. Frattura ricomposta, così pare. Comunque si può tornare a parlare di calcio giocato. Lombardo, Dasara. Si apre Borges, Dasara perde un tempo di gioco. Allora Tata. Mascilli. Gangi, bella palla per Nishi. Prova a puntare Congia che la ferma. Poi prova a far ripartire l'azione delle sue compagne. Pallone per Ferrer Garcia. Si va da Congia, ora da gira, da regista. Col destro l'apertura a metà tra Sondor e Dasara. La tiene in campo la seconda, appoggiandola per la prima. Tola. Profondo da Marinic ancora. L'ottima lettura difensiva di Tamburini. Poi Mascilli contenuta nel duello in velocità da Tola. Congia, Savitskaite. Lombardo. Farris. Soju. Il pressing di Cirri. Ferrer Garcia. Lombardo. Vicino per Tola. Corre bene senza palla il San Miniato. Sondore. Congia. 40esimo, 0-0. Ferrer Garcia. Arriva la sovrapposizione di Farris. A destra c'è anche Sondore. Torres che attacca con entrambi gli esterni bassi. Pallone respinto da Tamburini, non c'è nessuno al limite e allora può ripartire il San Miniato con Gangi che pesca con una grande palla Nishi. Controllo difettoso del numero 19 che finisce per calciare palla addosso all'assistente numero 1 Fara. Rimessa con le mani per la Torres, ultimi 4 minuti e mezzo del primo tempo, poi sarà solo recupero a separare Torres e San Miniato dall'intervallo. Borges da Soju per palla in profondità, nessuno ad attaccare lo spazio. E ancora una volta Mazzola. Rimessa laterale per la Torres affidata a Sondore. Si fa vedere Dasara che tiene distante il diretto avversario, poi pesca Marinic. Provare a chiudere il gioco a 3 con Borges, poi la stessa Marinic provare a recuperare palla. La chiusura di Tamburini.
Ultimo tocco è del numero 9 della Torres, gioco che è già ripartita, San Miniato che ha regalato palla alla Torres, su giù destro sinistro, rinviene Gangi e dà una mano alla propria fase difensiva. 180 secondi e 2 fischi di Aronne. Punteggio non è mai cambiato. Lombardo, Tata in profondità, Congia in testa, palla un po' pigra per Savitskait, deve affrettare la sua corsa in avanti, bloccare il pallone e rilanciare col destro, non prima di aver fatto salire le sue compagne. Guarda che spiove nel cerchio di centrocampo, là dove Solazzo può colpire di testa con ampia libertà. Poi Nishi, l'ultimo tocco di una giocatrice rosso-blu, rimessa per la squadra di Claudio Pacciani. Spalla alla porta Mascilli, una sponda per una compagna che non c'è, recupera la Torres con Giatola, si fa vedere Borges di prima da Sondore, si fa vedere Marinic, Sondore giudiziosamente a prendere la fascia centrale, ad appoggiarsi a Congia. Farris, Lombardo, spalle alla porta, l'ex Catania scarica su Tola. San Miniato che ha concesso tanta libertà di manovra ai due difensori centrali della Torres. Qua Marinic, la sterzata su Tamburini, poi Borges, siamo ai 20 metri, Borges in qualche maniera imbuca per Dasara, Dasara tu per tu, si divora il punto dell'1-0, arriva la palla gol più ghiotta della partita per la Torres, se la mangia Dasara. Ha avuto l'occasione per salire a quota 7 in campionato. Ex Tempio e Atletico Oristano, non è riuscita nel proposito, ora colpisce di testa Marinic a trascinarsi, Velvi, Marinic incrocia al destro, la sblocca la Torres all'ultimo giro di orologio, 1-0, segna Jelena Marinic. La sponda di Dasara che dunque si rifà dell'errore precedente al 45esimo. Torres 1, San Miniato 0, il gol proprio nella parte finale del primo tempo, firmato da Jelena Marinic. Deriva Jelena Marinic. 11esimo gol in campionato, 14esimo in stagione. La Torres costruisce il vantaggio col suo duo d'attacco. Gol che fa male, arrivato nella parte finale del primo tempo. San Miniato che sarà verosimilmente costretto a cambiare il proprio piano partita. Gangi, colpo di testa in interdizione di Lombardo. Poi Binazzi, Dasara, Tamburini sul pressing di Marinic, recupera palla la Torres, rimane a terra Marinic dopo il contrasto con Tamburini. Aronne concede il calcio di punizione. Marinic si tiene la tibia. Si rialza Marinic, calcio di punizione per la Torres ai 35 metri. Ci sono 6 rosso-blu ai confini dell'area di rigore. Fischia Aronne, parte Ferrer Garcia sul secondo palo, allunga Soggiu. L'ultimo tocco è di una giocatrice del San Miniato, non c'è tempo per battere il corner, si chiude il primo tempo al Peppino Sau di Usini. Torres 1, San Miniato 0, il gol al 45esimo di Jelena Marinic. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo fra circa 15 minuti per il secondo tempo della sfida dal Peppino Sau di Usini.
Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Ciao, mi chiamo Mauro Langiu e sono il responsabile marketing di Falcon Fitness. Falcon Fitness è la palestra ideale per te se desideri allenarti all'interno di una struttura con un personale altamente qualificato e con delle attrezzature di lusso. Questa palestra innanzitutto si differenzia per la tipologia di progettazione degli spazi, perché è una palestra completamente open space ed è areata soltanto col top di gamma. Laddove molte palestre cercano di risparmiare sull'attrezzatura, Falcon ha fatto degli investimenti enormi per offrire ai suoi atleti solo il top. Per questo motivo questa palestra è per coloro che si vogliono allenare in un ambiente esclusivo, ma tuttavia in un ambiente comunque familiare e amichevole. Falcon Fitness confeziona l'allenamento per ogni singolo cliente grazie al nostro team di istruttori che sono dannatamente ben formati e preparati nella comunicazione one-on-one con i nostri atleti. Tuttavia è importante che tu sappia che questa palestra ha una formula open molto interessante che ti consentirà di fare tutte le attività, sfruttare tutti gli spazi della palestra, poter allenarti la mattina, tornare a casa, pranzare e ritornare anche la sera a allenarti in base alle tue esigenze, sfruttando tutte le attività presenti nel planning orario. Ancora non siete convinti? Bene, allora vi invitiamo a venire qui a vedere Falcon Arena con un tour gratuito, così magari cambierete idea. Vi aspettiamo, ciao! Amici di Diretta Sport, di nuovo live dal Peppino Saudi Usini, sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Torres e San Miniato, 10ª giornata del campionato di Serie C di calcio femminile girone C. Prima frazione è andata in archivio con la Torres in vantaggio sulla formazione di mister Pacciani, punteggio di 1-0, risultato sbloccato nell'ultimo minuto della prima frazione dal destro incrociato di Jelena Marinic. Arriva ora il primo fischio della ripresa a dare il via alle ostilità di Daniele Aronne, fischietto di Roma 1 che sta dirigendo la gara, coadiuvato dalle bandierine di Marco Fara di Oristano e Luca Nuvoli di Alghero. Torres che dunque all'ultimo minuto è riuscita a sbloccare una partita oggettivamente complicata, resa tale dall'ottima fase difensiva del San Miniato. Tra le migliori in campo in casa nero-verde sicuramente il difensore centrale Elena Tamburini, che ha vinto buona parte dei duelli che l'hanno vista protagonista con Jelena Marinic. Nell'unico ritardo è arrivato il gol che sta decidendo la sfida. Torres che costruisce. Vediamo un po' quali sono stati gli aggiustamenti di mister Pacciani nell'intervallo. San Miniato che dovrà gioco forza cambiare il piano partita, dare magari un po' più supporto al terminale offensivo principe Costanza Mascilli, che a metà del primo tempo ha avuto una ghiottissima palla gol costruita, o meglio regalata, dal pasticcio che ha visto protagoniste Congia e Faris. Magia di Soju. Sondore, Tola, il pressing di Tata. Tola perde palla ma lo fa per causa del fallo commesso ai suoi danni dal numero 20.
Andiamo a elencarvi rapidamente le formazioni, non ci dovrebbero essere stati cambi nell'intervallo. San Miniato con Mazzola, Meatini, Velvi, Binazzi, Tamburini, Gangi, Solazzo, Circi, Nisci, Tata e Mascilli. Torres con Savizkait, Sondor e Congia, Borgio, Tola, Farris, Ferrer Garcia, Lombardo, Marinic, Sogiu e Dasara. A snocciolare le panchine alla prima pausa utile, ora a seguire l'azione della Torres con Lombardo, la lascia lì per Sogiu. Pallone a cercare Borges, Marinic sulla seconda palla, anticipata, prova a ripartire il San Miniato con Mascilli, abbandonata a se stessa, contenuta da Tola, poi Lombardo ad aprire per Farris. Lombardo, Marinic, si fa vedere a sinistra, Ferrer Garcia, Marinic fermata, rimane a terra. Pallone in profondità per Congia che protegge la rimessa laterale. Si rialza Marinic. Dai. Rimessa con le mani affidata a Farris. Ferrer Garcia, spalle alla porta, braccata da Nisci. Torna ancora dal suo numero 6. Lombardo non può controllare il pallone servitole da Farris, allora recupera il San Miniato con Cirri. Si cerca Tata, ben arginata da Sondor, costretta a tornare indietro da Velvi. Il cross della tre quarti, il colpo di testa di Lombardo. Poi sulla destra a ricevere c'è Nisci. Raddoppio di marcatura di Ferrer Garcia, si torna indietro da Cirri. Pressing di Ferrer Garcia, lo scarico all'indietro per Meattini che scodella all'interno dell'area di rigore della Torres, poi spazio per il destro di Mascilli. Arriva in ritardo Congia, poi costretta a rincorrere, viene saltata dal numero 11 che colpisce male. Palla che termina alta. Azione che è già ripartita con Tola a piccoli passi. Si fa vedere Lombardo, eccolo il pallone per il numero 8. 5 gol in campionato per Flavio Lombardo, arrivati però tutti nelle prime 3 giornate. Congia, linea di passaggio chiusa da Solazzo, uno dei due interni di centrocampo, l'altro è Cirri. Dal vertice basso agisce Gangi nel 4-3-3 di Pacciani, completato dalla linea difensiva composta da Meatini, Velvi, Binazzi e Tamburini, e dal tridente offensivo composto da Nisci, Tata e Mascilli. Perde una scarpa Tamburini, poi Marinic con un braccio. Calcio di punizione per il San Miniato. Quinto minuto. Nel corso del secondo tempo non è cambiato il canovaccio su cui si sta sviluppando la contesa del Peppino Saudiussi. Punizione battuta da Binazzi. Borges, duello con Cirri, il tentativo di imbucata che non trova Dasara, e allora Sogiu ancora in verticale per Marinic. Lombardo di controbalzo a cercare Marinic che allarga la lettone, protegge palla. Ferrer Garcia di prima per Farris, Torres che prova a prendere ritmo. Lombardo 25 metri, Sogiu dentro per Dasara, palla a metà tra il numero 11 e Ferrer Garcia. Sfera che arriva innocua tra le braccia di Mazzola, che occhio e croce dovrebbe avere un po' più fretta nel rimettere in gioco il pallone. Sogiu con la spinta piuttosto evidente, non ravvisata dal direttore di gara. Allora Congia sul pressing di Mascilli, altro ottimo lavoro del numero 11. Tackle di Congia. Mascilli è riuscita comunque a proteggere la rimessa con le mani che Meattini ha già battuto. Recupera Farris. Sogiu, la frenata di Sogiu, altro saggio di tecnica, poi Ferrer Garcia prova
con la Veronica. Meattini, Farris, Lombardo, Tola all'indietro da Savitskite, palla un po' corta, Savitskite la arrangia con l'interno del destro. Una palla un po' pigra per il portiere rosso-blu. Torres che rischia di complicarsi la vita. Stessa Tola che poi protegge la rimessa laterale, nessun tocco dopo la rimessa di Meattini. Poi si riparte da Savitskite. Non si muove niente nelle due panchine. Lombardo, Ferrer Garcia, Lombardo colta in controtempo, poi Ferrer Garcia a metterci una pezza. Doppio passo di Ferrer Garcia, lo scarico per Farris, prende campo il numero 6, taglia la strada a Nishi che non può intervenire. Lombardo, una finta, rientra e appoggia per Congia. Tola, viene incontro Borges, si butta dentro Sondore, eccolo il pallone per il numero 2. Rimessa con le mani in zona d'attacco per la squadra di casa. Marinic prova ad aggirare la diretta avversaria. Borges allarga per Sondore, il cross di prima con il destro, un po' arretrato, alla che danza ai confini dell'area di rigore. Ferrer Garcia su giù, non trova il tempo per servirla il numero 7, poi lo scarico per Farris. Pensa per un attimo all'1 contro 1, si appoggia su Marinic che prova a chiudere il triangolo, in realtà probabilmente cercava il traversone sul secondo palo, finisce per colpire Binazzi. L'ultimo tocco del difensore centrale, arrivata dalla Fiorentina, al pari di Casula. Oggi non indistinta per mister Pacciani. Farris si alza la bandierina, posizione irregolare del terzino sinistro della Torres. Dunque si riparte con un calcio di punizione per il San Miniato, 10° minuto al Peppino Sau di Usini, 1-0 per la Torres, decide il gol di Marinic al minuto 45. Il rilancio lungo, Congia in anticipo su Mascilli, giù Ferrer Garcia, un'occhiata da Zara, eccolo il servizio tra le linee, poi va a recuperare il pallone ancora la giocatrice spagnola. Marinic di prima con una bella palla che intendeva servire da Zara. Ci vuole il sacrificio difensivo di Meattini per evitare una conclusione comoda per da Zara. Ripartono le ospiti con Velvi. Fa buono il triangolo sullo stretto. Sondore chiude tutte le linee di passaggio, poi giù, stavolta un tocco di troppo, non paga dazio, poi Sondore cerca l'imbucata, libera in qualche maniera la retroguardia toscana. Lombardo a mettere ordine, Farris a restituirle il pallone. Sondore, Tola giù, Congia, Farris, Ferrer Garcia sulla verticale per Marinic, la spallata di Binazzi. Marinic sul secondo palo, palla che rimane lì da Zara, porta vuota, ha raddoppiato la Torres, 11° minuto nel corso del secondo tempo, il gol di Arianna da Zara. Dunque si scambiano le cortesie Marinic e da Zara, un gol e un assist per parte. Dunque la Torres accomoda ulteriormente il punteggio con il 7° gol in campionato di Arianna da Zara, 10° in stagione. Dunque 57°, Torres 2, San Miniato 0. Il gol di da Zara. Ora si fa ancora più complicata la partita
della squadra toscana, sotto di 2 gol. E Torres che allarga la forbice con l'avversario odierno. Marinic, bucata per Dasara, la galvanizzata, va alla caccia della doppietta personale. Esce Mazzola. Di testa Farris, elegante il controllo di Lombardo che poi col tacco si appoggia a Ferrer Garcia. Toccata duro da Meattini che arriva in ritardo, si scusa con la giocatrice iberica. Si muove qualcosa nelle panchine, la fattispecie cambio in casa San Miniato. Esce il numero 19 Nishi e entra il numero 21 Toppi al 58esimo. Sostituzione per il San Miniato, esce col numero 19 Nishi, entra col numero 21 Toppi. Punizione battuta da Lombardo, vicino da Ferrer Garcia. Giù, San Miniato che continua ad attendere nella propria metà campo difensiva, così a voler limitare i danni. Colpo di testa di Binazzi, poi Marinic al limite dell'area, costretta a girare largo, arretrare il proprio raggio d'azione. Ancora Marinic ai 20 metri, la scucchiaiata per Dasara che si era mossa con i tempi giusti. Marinic ha forzato qua la giocata, forse sarebbe stato più comodo appoggiarsi da Congia che avrebbe potuto forse costruire meglio con la porta davanti. Tola Congia, si apre Ferrer Garcia, eccolo il servizio per il 7 che addomestica il pallone e si appoggia su Lombardo. Torres con molta più tranquillità, ancora Lombardo, si ferma una giocatrice del San Miniato, la Torres gioca, poi Meattini, l'ultimo tocco è il suo, rimessa per la Torres in zona d'attacco, tanto si è ripresa Gangi che si era fermata, rimessa con le mani per la Torres, dialogano Farris e Lombardo, poi prova a liberarsi con la suola dall'attacco di Mascilli, l'ultimo tocco del numero 11. Marinic, spalle alla porta a far la guerra con 3 giocatrici del San Miniato, finisce per perdere palla, poi Binazzi sullo slancio recupera la Torres con Borgi, lo scarico all'indietro per Tola, il pressing isolato di Cirri che comunque favorisce il recupero palla di Mascilli, 20 metri Mascilli, esce Congia, poi Dasara prova a servire Borgi che si infila tra Cirri e Tata, avanza la giocatrice maltese, prova ad andare sulla verticale da Dasara, l'ultimo tocco, la chiusura in fallo laterale per Velvi, applaude il pubblico del Peppino Sau, 16esimo del secondo tempo, 2-0 per effetto delle reti messi a segno da Marinic al 45esimo del primo tempo e da Dasara al 12esimo del secondo. Congia, Mascilli prova di prima l'apertura per la neoentrata Toppi, la Torres recupera senza grossi problemi, Giù da Tola a gestire la Torres, a caccia della 9ª vittoria del suo campionato. Lombardo, Tola, Borg, Tola, rimane a terra Borg, Torres cambia fronte, Lombardo da Giù, da padrona del centrocampo, Farris, Ferrer Garcia, si butta dentro Farris, la spagnola prova a sfruttare il movimento per prendere la fascia centrale, chiude in fallo laterale Toppi, possesso Torres, Lombardo, Marinic, l'apertura sulla destra per Sondore,
perde un tempo di gioco il numero 2 ma conserva il possesso, a darle sostegno, arriva Borgio, scarico all'indietro per il numero 4 che torna ancora più indietro da Tola e rischia qui sul pressing di Mascilli, poi anche un po' fortunata nel rimpallo e si appoggia su Congia. Farris si accentra, il numero 6 si appoggia su Soju, Borgio, Tola, Soju tra le linee da Sara, Soju va in orizzontale da Lombardo, ecco Farris, Ferrer Garcia, possesso prolungato dalla Torres, Lombardo a eludere il pressing di Mascilli, Lombardo ai 30 metri, apre bene per Ferrer Garcia, Samignato facendo una fatica tremenda ora a correre senza palla, alla fine la Torres gliela regala con questo cross che trova vuota l'area di rigore. Mazzola prova a far ripartire l'azione delle sue con Velvi che cerca la profondità per Mascilli, Tola le ha decisamente preso le misure dopo un inizio complicato e anche un po' calata fisicamente. La classe 1995, fallo laterale per il Samignato. Torres che chiuderà il proprio girone d'andata con la trasferta di Bologna, mentre il Samignato ospiterà la Jesina nell'ultima giornata della prima metà di campionato. Ha visto la Torres sempre vincente, fatta eccezione per il pareggio di Pontedera, laddove la sbloccò Ferrer Garcia e la pareggiò Sacchi. Dal fondo Savizkaite, Congia. Si è decisamente semplificata la partita della squadra di De Sole, ora gestisce agevolata dalla non pressione del Samignato che non ha cambiato atteggiamento tattico rispetto a un ottimo primo tempo rovinato tra virgolette dal gol di Marinic. Non controlla Tata, Samignato che non riesce a conservare il possesso, Torres ora in netto controllo, anche se qui da Sara pasticcia un po', disturbata dal pressing di Tata. Funzionato bene anche quest'oggi il duo d'attacco scelto da mister De Sole, un gol e un assist a testa per Marinic e da Sara. Soju con calma e personalità da Sondore, Borge, Soju, Tola. Difficile al momento ipotizzare un rientro in partita del Samignato. Congia viene incontro Marinic, poi vicino da Farris, palla un po' imprecisa per Lombardo, Samignato che recupera, Congia ci mette in qualche maniera una pezza colpendo questo pallone col ginocchio, disturbato dal pressing avversario. Primo cambio anche per mister Mario De Sole, esce tra gli applausi del Peppino Saudi Usini Arianna da Sara al 21esimo del secondo tempo a farle posto con il numero 18 Maria Grazia Ladu. Sostituzione per la Torres, esce col numero 11 Da Sara che ha trovato il decimo gol stagionale, settimo in campionato, entra Ladu che di gol ne ha 10 fin qui, equamente divisi tra campionato e Coppa Italia, competizione in cui la Torres ha trovato l'unica sconfitta stagionale contro il Res Women negli ottavi di finale della Coppa Nazionale di categoria. Soju, Lombardo, ora molto più un 4-3-3 quello di mister De Sole, con Ferrer Garcia relegata sulla fascia, lei che di solito agisce da trequartista ma con molta più libertà di movimento, qua compone la catena mancina assieme all'esterno basso Farris e all'interno Lombardo, dall'altra parte sulla destra il terzino è Sondre, l'interno è Borge, l'esterno è la neoentrata Ladu. Borge si apre Sondre, ecco il servizio per il 2,
Ancora la giocatrice maltese, poi Soju. Ladu si muove sulla linea del fuorigioco, l'appoggio è però per Sondore, costringe il rientro difensivo Tata. Tola, Soju, spalle alla porta sull'attacco di Cirri che la tocca duro, si gioca per il vantaggio. Lombardo, Borges, Ladu ai 30 metri, Ladu prova la palla dentro per Soju, la sponda di testa per Marinic. Libera in qualche maniera il San Miniato, più reattiva sulla seconda palla Borgia, a destra per Sondore, spazio per il traversone, palla un po' lenta, alta ma comunque insidiosa, il colpo di testa di Soju, la parata di Mazzola, rimane a terra Meattini se la vista non ci inganna. Nessun danno rilevante per Clara Meattini che si rialza dopo il duello aereo con Soju. Torres che rende cavallerescamente il pallone al San Miniato. Lancia questa palla lunga nel nulla della propria fase offensiva. Lombardo, Ferrer Garcia, arriva Farris, Ferrer Garcia mette ordine e premia Sondore. Soju, Farris sulla sua verticale Ferrer Garcia, Farris prende il centro del campo, si butta dentro Lombardo, non c'è linea di passaggio, allora Soju per Sondore. Scivolata Tata, Sondore Soju, Lombardo, Farris di prima per Ferrer Garcia, Marinic a chiudere il gioco a 3 con Farris, palla troppo lunga, legge bene Binazzi, palla che sbatte sulla bandierina e rimane in campo. Ultimo tocco di Binazzi e poi si arrabbia, un po' di frustrazione qui per Eleonora Binazzi che, lo ricordiamo, è l'unica ammonita della partita, rischia di peggiorare la propria posizione con questo gesto gratuito e poco produttivo, visto il ritardo di 2 gol della sua squadra a 21 minuti più recupero al triplice fischio di Daniele Arone di Roma 1 che dirige, coadiuvato dalle bandierine di Fara di Oristano e Nuvoli di Alghero. Calcio d'angolo per la Torres, palla sul primo palo, prova a prolungare Marinic, al limite Lombardo, pensa al tiro, poi sterza col sinistro, Lombardo, alto. Applausi convinti ora del Peppino Sau, sinistro di Flavia Lombardo. Palla che non si è abbassata a sufficienza, rimangono 2 le reti della Torres, quelle di distanza tra rosso-blu e nero-verdi. Solazzo, Lombardo, Borgi, Lombardo, Soju, va a dialogare sullo stretto la Torres, si vuole anche divertire, Congia con la punta, Ferrer Garcia, movimento di Marinic, Ferrer Garcia non trova modo per servirla, prova ad allargare il gioco per Ladu, poi Marinic, Borges, eccolo il pallone per Ladu, entra nella di rigore Ladu, controllo verso l'area di rigore, la puntata di Ladu che ci mette pochissimo per sbloccarsi, 70° minuto, Torres 3, San Miniato 0, il gol di Maria grazie a Ladu. Gioco partita incontro, Torres 3, San Miniato 0, il gol di Ladu, 6° in campionato, 11° in stagione, a raggiungere Da Sara nella classifica marcatori interna stagionale. Da Sara che ha segnato un gol in più in campionato. Che segna è la porta Maria Grazia Ladu, la saetta. Torres 3, San Miniato 0. 72°. Passivo ora diventa pesante per la squadra di Pacciani. Sovrapposizione di Farris che sfoggia una condizione fisica esemplare. Ferrer Garcia vicino da Lombardo con la suola, si fa vedere anche Sondore, poi Borges, collabora Tola, Ladu, Tola,
Sondore prova a andare 1 contro 1 con Velvi. L'ultimo tocco è il suo. 18 minuti più recupero di simil garbage time al Peppino Sau di Usini. Mette dentro Ladu, libera il San Miniato, poi Lombardo si addormenta e si fa soffiare il pallone da Mascilli. L'apertura sulla destra per Toppi, che tocca uno dei primi palloni della sua partita. Sterza bene su Sogiu, poi prova l'imbucata per Mascilli, grande palla e grande chiusura di Tola. Sogiu col tunnel, grande giocata di Sogiu. Farris controlla col sinistro, rischia sulla pressione di Mascilli, si fa soffiare il pallone. Che distrazione di troppo per la Torres, giustificata dal punteggio. Toppi la mette dentro, di testa prolunga Lombardo, perfeziona il disimpegno Borgi, che poi con un po' di fortuna conserva il possesso, cerca Ladu e trova Ladu. Ferrer Garcia cambia fronte di gioco Ladu. Sulla verticale Marinic, allora Ferrer Garcia a buttarsi dentro, si appoggia su Lombardo, bella palla per Borges, e valuta un po' male qua la traiettoria del pallone, ma riesce comunque a tenerlo in campo. Poi Sondore col piattone sinistro, blocca Mazzola. Forse ha inizialmente pensato al tiro, poi ha cambiato idea quando era troppo tardi per servire una compagna. Ne è uscita una via di mezzo che non ha impensierito Mazzola. Torres padrona del campo come certificato dal punteggio. Allora mister De Sole che inizia a svuotare la sua panchina. Dopo Ladu arrivano i cambi numero 2 e numero 3. Dunque esce Marinic, entra Shahin. Esce Ferrer Garcia. Sostituzione per la Torres, esce Ed entra con la maglia numero Iannetti. 9 Marinic. Entra con la maglia numero 19 Shahin. Shahin di Santa Maria del Cristo. Dunque dentro Shahin e Iannetti. Vediamo come si andrà a sistemare la formazione di De Sole. Questo ultimo quarto d'ora di partita. Altra sostituzione. È uscita con la maglia numero 7 Ferrer. È entrata Iannetti con la maglia numero 14. Cirri recupera la Torres con Tola, poi Sondore, Sogiu prova a liberarsi in spazi angusti. L'ultimo tocco è il suo, rimessa in zona d'attacco per il San Miniato, che non sembra troppo convinto dalla possibilità di realizzare quantomeno il gol della bandiera, squadra che ha segnato solo 2 gol fuori casa. Avvisami quando c'è. E l'ha fatto in un'unica partita, oltretutto, quella contro il Bologna, che ha visto soccombere le ragazze di Pacciani con il punteggio di 4-2. Savitskait da Congia. Farris sterza bene su Toppi, che però non si arrende, finisce per guadagnare la rimessa laterale. Poi Congia ad anticipare Mascilli. Ultimo tocco del numero 3. Ecco gli ultimi 2 cambi per mister De Sole. Entra Gloria Soggia per Laura Sondore. Un po' di attesa prima del perfezionamento del cambio. Altra sostituzione. Dunque fuori Sondore e dentro Soggia, e fuori Tola e dentro Esce Lighita con Tumane. la numero 2 Sondore, entra con la numero 17 Gloria Soggia. Rimessa per il San Miniato in zona d'attacco.
Dunque mister De Sole che esaurisce tutti i cambi. C'è cambio anche per il San Miniato, fuori Tata e dentro Carniani. Entrata con numero 16. Un gioco fermo da un bel po', girandola di cambi ad arricchire il tabellino di questo Torres San Miniato, impreziosito dai gol di Marinic, da Zara e Ladu. Mascilli recupera la palla alla Torres con Shahin, pallone in profondità, svirgola Tamburini. Ladu prova a recuperare il pallone, Farris con l'interno del destro, Gangi, poi Cirri a prolungare per Mascilli. Sogia a toccare il primo pallone della partita sull'attacco dell'altra neoentrata Carniani, che la disturba, guadagnando la rimessa con le mani al 33esimo minuto del secondo tempo. 12 più recupero al Peppino Sau È entrata con 9 Carniani. di Usini. 3-0 per la Torres, che qua prova a complicarsi la vita, prova a girarsi, spalla alla porta Mascilli. Sogiu si butta dentro Ladu, Sogia prova a premiarne il movimento, anzi Sogiu, poi Borges. Tocca il primo pallone della partita anche Iannetti sulla verticale da Shahin, lato corto dell'area di rigore per la giocatrice palestinese che torna dalla compagna di squadra laziale. Poi Borges ai 20 metri, si allunga un po' troppo il pallone al momento di controllarlo. Mascilli prova a fare tutto da sola, puntando l'intera fase difensiva della Torres, la ferma Congia, dà un'occhiata al Ladu, prova a pescare il movimento, è l'autrice del punto del 3-0. Sogia Sogiu, Lombardo, Farris, Lombardo, Congia, facile da Farris, Congia di prima per Iannetti, si libera del pressing di Solazzo, poi San Miniato che recupera palla con Mascilli e prova a cercare l'inserimento di una compagna, si trattava di Cirri, recupera palla la Torres, Congia Lombardo, Sogiu, poco da raccontare, esercizio possesso palla per la squadra di mister De Sole, mancano ancora 10 minuti più recupero. Shahin, Borges, ancora per l'ex Torres Calcio a 5, col piatto a cercare Iannetti, si fa sfuggire il pallone sotto la suola, fallo laterale per il San Miniato. Torres che con questi 3 punti sale a quota 28, mantenendo quantomeno le 2 lunghezze di vantaggio sul Pontedera, quest'oggi impegnato in terra ligure contro lo Spezia, alla caccia di quei 3 punti che consentirebbero alla squadra di mister Olivier di rimanere vicini alle sarde. Lombardo, dribbling secco su Toppi e scarico all'indietro per Congia. Tumane, Sogiu, si apre a sinistra Iannetti, dialogano Sogiu e Ladu, si allunga il pallone il numero 10 della Torres. Rimessa laterale per la Torres. Farris pilotata da Sogiu, va da Congia, poi sbaglia lo stop, di testa Congia a liberare col mancino, palla irraggiungibile per Ladu, rimessa laterale per il San Miniato, la cui battuta aspetta a Clara Meatini. 9 minuti più recupero al triplice fischio di Aronne. Toppi Mascilli, recupera Borges, nessun attacco alla profondità, vita facile Binazzi che evita il tentativo di pressione di Iannetti. Poi Tamburini a sinistra da Velvi, porta palla all'esterno basso della squadra nero-verde.
Ancora il 3. In profondità cercare Mascilli, prova ad arginarla in qualche maniera Tumane, il fischio non sorride all'ultima arrivata in casa Torres, difensore classe 1996. Calcio di punizione per il San Miniato, che prova da fermo a regalarsi il gol della bandiera. Portando però solo 3 elementi, anzi 4, all'interno dei 16 metri rossoblù. Torres che si abbassa la protezione della propria area di rigore, fatta eccezione per Ladu, pronto a sfruttare l'eventuale ripartenza. Calcio di punizione battuto, la palla che arriva sul primo palo, Savizkaite la osserva, terminare innocua la propria corsa oltre la linea di fondo. Altra sostituzione in casa San Miniato, esce il numero 10, anzi entra il numero 10 Camilla Pastorelli ed esce il numero 18 Margherita Cirri. Sostituzione per il San Miniato, esce col 18 Cirri, entra col 10 Pastorelli. Farris, Congia, controlla col destro e appoggia col sinistro, Soggiù a lavorare tra i difensori centrali. Ancora Congia, non si capisce con Farris, avrebbe gradito la palla orizzontale, Congia l'ha invitato a fare qualche metro avanti. Colpo di testa della stessa Farris, Meattini, cross da destra, Soggiù, controlla, scarica su Congia, chiudono il triangolo in area di rigore, ora con calma, pazienza e personalità la Torres. Farris, Soggiù, magia su Toppi, Lombardo, Borges, si cerca Ladu, si trova Velvi, qui arriva il fallo e il calcio di punizione per la squadra toscana. 6 minuti mal contati più recupero. Torres in controllo, Farris, Iannetti, Ladu, arriva la consueta sovrapposizione di Farris, la frenata di Ladu, scarica facile per Congia, Farris, Ladu, evita Toppi, la Veronica di Ladu sullo stretto, pallone per Iannetti, poi arriva il fallo di Minazzi, calcio di punizione per la Torres, anche un po' di accademia per le rossoblù. Nuova chance offensiva per la Torres, calcio di punizione affidato come di consueto al destro di Lombardo. Sette rosso-blu ai confini dell'area avversaria, batte Lombardo, pallone per Shahin che tocca ma non riesce a imprimere potenza al proprio colpo di testa. Mazzola fa ripartire le sue compagne servendo Pastorelli. Torres ha già recuperato il pallone con Farris e qua però regala palla a Gangi, prova la conclusione velleitaria. Savizkaite ancora inoperosa in questo secondo tempo, lei che ha dovuto negare lo 0-1 a Mascilli a metà del primo tempo, quando il punteggio era ancora in equilibrio. Congia Tumane, Borges, Soggia, Tumane, il pressing efficace qui da parte di Gangi che non riesce a tenere vivo il possesso. Savizkaite a rimettere il pallone in gioco per Congia, viene incontro Lombardo.
Farris si stacca e riceve ancora il capitano. Borges accomoda per Soju. L'apertura sulla destra per Soja. Pallone recuperato dal San Miniato. Ora Mascilli prova ad andare via a Tumane che poi rinviene, le ruba il pallone, poi Soju rischia di perderlo. In tackle ancora Mascilli e poi ancora Torres a venire fuori da questa situazione che poteva diventare complicata. Solazzo, buon disimpegno da parte della squadra toscana, prova a mettersi in proprio e a fare tutto da sola Binazzi, si lancia nell'escursione della metà campo offensiva, recupera palla la Torres con Congia, il pallone per Ladu, non è granché, lo recupera Meattini, poi la spallata di Ladu è fallosa, calcio di punizione per la squadra di Pacciani. (43esimo). A ricordare risultato e marcatori: Torres 3, San Miniato 0, le reti al 45 di Marinic, al 57 di Dasara e al 70 di Ladu. Lombardo, Iannetti prolunga, Tamburini calcia lungo rischiando di imbeccare Mascilli. Ancora una volta Savitskait, vita facile. Ora è lei a prendersi qualche secondo prima di rilanciare. Gran controllo di Soju. Tumane, Borges, si fa vedere Soja, provano a chiudere il triangolo stretto, recupera il San Miniato, Mascilli imbeccata da Carniani, chiusura difensiva ancora dalla formazione sarda che vuole portare a casa il quarto clean sheet della sua stagione. Borges, Soja a rischiare sull'attacco di Tamburini, ultimo giro di orologio, poi solo recupero a separare le due squadre dal triplice fischio di Aronne. Lombardo, Congia Farris, Congia, attacca la profondità Ladu, controlla con il petto, si fa vedere Iannetti, prende la fascia centrale, bella palla per Shahin che controlla con la coscia al limite dell'area. Shahin sterza sulla diretta avversaria, Shahin, la Torres cala il poker, segna Nathalie Shahin all'ultimo giro di orologio nei tempi regolamentari. Torres 4, San Miniato 0 al 90esimo, il primo gol stagionale di Nathalie Shahin. Salgono così a quota 12 le giocatrici della Torres fin qui andate a segno in questa prima metà di stagione 2019-2020. Tanto altro cambio, verosimilmente l'ultimo in casa San Miniato, entra Gurgugli ed entra Mascilli. Siamo già entrati nel recupero. E Torres che sale a quota 37 gol segnati in questo girone d'andata che si concluderà domenica prossima a Bologna. Due squadre che si accordano per un solo giro di orologio di recupero. Comunque San Miniato con l'ultima chance per trovare il gol della bandiera. Solazzo apre sulla destra, prolunga Iannetti, recupera Farris, si attende solo il fischio finale di Aronne. Lombardo all'indietro per Congia, si stacca Tumane, pallone è per lei. Soju controlla con la suola, apre per Soja, poi Borges, palla imprecisa, prova l'ultimo tiro della partita, blocca Savitskait in due tempi. 46 e 20 giocati nel corso di questo secondo tempo. Rilancia Savitskait,
Pallone all'indietro, si deve impegnare, arrivare al confine della propria area di rigore. Valeria Mazzola fischia ora 3 volte. Daniele Aronne di Roma. Torres batte San Miniato 4-0 e sale a quota 28 punti in classifica, conservando la vetta del girone C della Serie C di calcio femminile. Prima di chiudere, noi a ricordarvi rapidamente la successione delle reti: nel primo tempo al 45esimo Marinic, nel secondo al 12esimo Dasara, al 25esimo Ladue, al 45esimo Shahin. Dunque la Torres abbatte il San Miniato, sale a quota 28 in classifica. Io ringrazio Andrea Faris per le preziosissime immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.